Amici telespettatori, buon pomeriggio. Qui Ciccio Pasticcio che vi parla dallo stadio comunale di Corleone e trasmettevi la radiocronaca dell'incontro di calcio Italia-Giappone. Spettatori 150.000, incasso 4 arancini, 2 crispetti e 7 kg di riso. Cielo fancoso, terreno nuvoloso, sole, pioggia e neve caratterizzano questa giornata memorabile di primavera, estate, autunno e inverno. Formazione in campo: Italia, Castellini, Castelli e Castellinaria, Rocca, Capello, Tignuso, Gentile, Scorbudico e Vastaso, Tornabene, Chinaglia, Graziani e grazie Sant'Antonio se ne fa vincere sta partita. Giappone: Samurai, Tammutai, Tachunkai e Tishankai, Yokupoku Mayoku, Orino sui muri, Soprotetto e Uniegye, Kufu, Keshipao, Ifigo e Simanjao, Limpunja, Shanghai Sheikh, Suzuki e Kususuka Lova Matina. Con la partecipazione del campione di nuoto giapponese Nonsacho Nada. Segnaline: il tuffatore spagnolo Casco de Panza e il campione di 100 ostacoli cinese Chin Bin-jiu. Arbitro: il commissario della polizia rumena Dumano Lopescu. Ed ecco che stanno entrando in campo gli azzurri celesti dell'Italia e i gialli scoloriti del Giappone. Sono presenti in tribuna il ministro del petrolio inglese Serbatoi, il segretario dei trasporti americano John Canyon e il sottosegretario dei trasporti cinese Furgon Jin, il ministro delle poste inglese Frank Bull. Fischio dell'arbitro. Inizia il gioco, ecco la palla presa da Tammutai che la passa a Tachunkai, ancora Tachunkai a Tammutai, Tammutai a Tachunkai e Ochungao più davvero, ora Tammutai sulla Ovizio e non sa più, ma la palla è stata intercettata da Gentile che la passa a Scorbudico, colpo di testa di quest'ultimo che la passa a Vastaso, ma siccome è troppo Vastaso, uiettono fuori. Ed ecco la palla presa da Kufu, Keshipao, Ifigu e Simanjao, Kufu, Nosacho, Kufu, Nosacho, Kufu, Nosacho, Kufu, Idofo, Modo spione. Ecco la palla presa da Kususuka, Kasisuka Naucruova e scappa. Ed ecco avanzare Capello, solo Capello, che per un pelo di capello si stava mangiando, dopo pette e inghiotto di salsiccia, ma viene subito raggiunto dai suoi compagni che ci fanno barba e capelli. Ma i giapponesi per nulla intimoriti vanno all'attacco e raggiungono la difesa italiana, che quest'ultima si difende bene a colpe di peccia, Massagani e Codulisci. Resiste bene Yokupoku Mayoku, ancora Yokupoku Mayoku, ma siccome è indeciso non gioca più. Ed ecco ad avanzare torna bene che cala bene sulla fascia laterale, arriva sino alla difesa giapponese, torna bene solo, in ali di rigore, torna bene solo, ma i giapponesi fanno lunare più stotto caritto. Torna bene ritornato nella propria area e viene festeggiato dai suoi compagni al colpi di scarpa e papagni da destra. Resiste solo Chinaglia a metà campo che palleggia e il pubblico fischia, pure l'arbitro si mette a fischiare. Con un colpo di fischietto in testa lo spedisce in America. Ne approfitta Limpunja che con un colpo di fungia manda la palla al terzino Tishankai, il terzino la passa al secondino, il secondino di nuovo al terzino, il terzino al quartino, il quartino alla Gazzosa e finisce la partita da embriaghi. A tre quarti di campo mischio di giocatori, italiani sotto, giapponesi sopra, giapponesi sotto, italiani sopra, basta Ciacco sopra e Cosutta, si scansa dalla mischia Orino sui muri, solo davanti alla porta, tira, ma la porta è chiusa, Rava finisce e s'avvia do Bacconi, fischio dell'arbitro. Rigore a favore dell'Italia, lo tira Gentile che con un tocco Gentile sfonda la pancia del portiere giapponese, il quale lo portano all'ospedale e lo dichiarano guaribile in 9 mesi salvo complicazioni. Signore e signori, l'incontro di calcio si chiude con il seguente risultato: Italia 3 pugni, Giappone Gazzotto e una perata.